Allora ci siamo, direi a questo punto abbiamo sistemato tutti quanti, diciamo, questi macchinari, ma anche strumenti, diciamo, quindi una situazione, se mi posso permettere così, promiscua anche per certi versi, perché finalmente sono contento di avervi qui, perché già dal nome come dire, era tutto un programma, e quindi è un piacere ospitarvi qui al salotto. Signore e signori, al salotto abbiamo Beppe Malizia e i ritagli acustici. Benvenuti ragazzi, welcome. Benvenuti. Questo siamo già alti. E se ci diranno c'è sete di sapere per futuro, ma qui nell'acqua abbiamo cromo come mercurio. Ci diranno che per noi stanno uccidendo compare Cortese come la letteratura nel 300. Ci diranno dei vostri uccisi per le strade da quella violenza che per primi esaltate. Ci diranno che delinquere non fa male perché il crimine paga chi non paga il criminale. Senza veli, con le parole ferme sulla lingua causa peli. Ci diranno che non è questione di religione, ma tra ragione e fede la fede ha sempre ragione. Ci diranno che emuliamo ciò che viene e non sappiamo fare nostro neanche ciò che già appartiene. Ci diranno che la verità è come Cristo, tutti ne parlano ma nessuno lo ha visto. No, 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 no. Noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, noi risponderemo, noi risponderemo. Ah, Queste ci diranno che sanno cosa fare dello straniero, sono come cecchini che sparano a bruciapelo. Ci diranno fai da te, fai per tre, ma io rispetto tutte le razze che rispettano me. Ci diranno se vuoi sapere leggi, la legge non ammette ignoranza ma gli ignoranti fanno leggi. Ci diranno delle colpe che abbiamo mentre tirano il sasso e si mozzano la mano. No, 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 no. Noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, noi risponderemo, noi risponderemo. Ah, Queste ci diranno per bocca di chi mente quel che fatto è fatto anche se non hai fatto niente. Ci diranno cosa si fa e non si fa perché qui chi delinque acquista popolarità. E ci diranno che l'amore è debole mentre l'odio compone fra cuori infranti come regole, con l'ingiustizia che ha sempre un sequel perché la legge è la legge come Totò e Fernandel. No, 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 no. Noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, no, no, noi risponderemo, noi risponderemo, noi risponderemo. Ah,
Beppe Malizia e i ritagli acustici. Questa era una versione particolarissima, se non sbaglio, di un brano di Luigi Tenco, no? Essi ci diranno. Sì, in realtà era molto più particolare, ma poi per problemi di diritti d'autore e diatribe varie con le famiglie aventi diritto siamo stati costretti a tagliare qualcosina e a renderlo più un omaggio che un rifacimento. Che è un rifacimento, Vabbè, purtroppo la questione sui diritti dei cantautori, comunque degli autori, è una questione lunga, però insomma è bello che in qualche modo ci sia stata una citazione a Tenco in un esperimento come il vostro, che mi sembra invece orientato anche ad altre sonorità. Vedo insomma dell'elettronica, vedo del basso distorto. Beppe, come hai tirato su questi ritagli acustici? È una storia lunga, tu puoi sintetizzarla brevemente. Intanto arrivate da Acqui Terme. E che è già una prima cosa. Ti devo chiedere di mettere. Assolutamente sì. Seconda cosa importante per sintetizzare è dire che uno, i ritagli acustici li ha messi insieme lui. E lui, salutiamolo, lui chi è? Andrea Narratore. Oh, benvenuto Andrea. Mentore, nonché regista del gruppo, colui Ok. che registra e via dicendo. Andrea. E sono nati per caso, nel senso che il progetto inizialmente era una serie di campioni assieme a tantissimi musicisti che suonavano la loro parte, ognuno in un pezzo diverso. Sì. Per portare da vivo questa situazione era impensabile avere decine e decine di musicisti che seguissero il live, e quindi abbiamo ridotto e scarnificato tutto con una band, inserendo il batterista e un chitarrista che Vabbè, è scomparso, stasera siete in situazione power trio, però accompagnati da tutta la tecnologia. Siamo regrediti sempre di più fino ad arrivare a questo. In realtà 2 anni che siamo in power trio abbiamo scoperto che il power trio è quella cosa lì, ognuno fa per sé, è una meccanica diversa da qualunque altro numero. È un numero magico del resto, quello del 3, e quindi insomma funziona. Adesso che cosa ci fate ascoltare invece? Un'altra rivisitazione? Sì, sempre una rivisitazione sempre nostra, quindi sì. Parliamo di un rifacimento di un nostro brano dell'ultimo album, e niente, il titolo è Cambia, e speriamo che piaccia anche a questa maniera. Bene, Cambia, salutiamo così anche quelli che ci ascoltano e ci guardano in streaming. Se stesso. Se stesso. Quel che ci serve sono sguardi che nascondano certezze, una squadra di soccorso per salvare le apparenze, un fado che ci leghi forte con le sue catene. Se tutto è già stato scritto, forse non ho letto bene, forse non ho letto più. E ho visto pugni divenir carezze, poi capire quanto pesino le nostre leggerezze, scovando verità
credere in qualcosa. Credere in qualcosa. Mi illudo di cambiare il mondo mentre il mondo cambia me. Mi illudo di cambiare il mondo. Mi illudo di cambiare il mondo mentre il mondo cambia me. Mi illudo di cambiarti mentre cambi me. Non cambierà, non cambierà se non c'è amore senza fine. Non cambierà, non cambierà se non c'è amore non c'è fine. Non cambia, non cambia. Cambia, cambia. Non cambia, non cambia. Cambia, cambia. Dove alberga l'ignoranza, lì risiede la menzogna. Ma l'ignoranza sono le mete che la gente agogna. Nella tristezza di una bugia che si spoglia c'è la felicità di chi si ama e chi si odia. Chi si ama, chi si odia. Spirito guida, mi chiedo dove stiamo andando. Mi pari ubriaco e contro, ma non vai sbandando. Nella miseria di una bugia che si scopre c'è la ricchezza di un amore. Nell'istante in cui muore. Nell'istante in cui muore. Mi illudo di cambiare il mondo mentre il mondo cambia me. Mi illudo di cambiare il mondo. Mi illudo di cambiare il mondo mentre il mondo cambia me. Mi illudo di cambiarti mentre cambi me. Non cambierà, non cambierà se non c'è amore senza fine. Non cambierà, non cambierà se non c'è amore non c'è fine. Non cambia, non cambia. Cambia, cambia. Non cambia, non cambia. Cambia, cambia. Che causa del mio mal. Che causa del mio mal. Che causa del mio mal. Pianga se stesso. Se stesso. Cambia, non cambia, non cambia, no, no, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, no, no, non cambia. Mi illudo di cambiare il mondo mentre il mondo cambia me, mentre il mondo cambia me, mentre il mondo cambia me. Mi illudo di cambiare il mondo mentre il mondo cambia me, mentre il mondo cambia me, mentre il mondo cambia me. Grazie. Beppe Malizia e i ritagli acustici. Non cambia, questo era il brano che abbiamo appena ascoltato. In realtà mettiamo in chiaro le cambia, però non cambia. Però poi è poi la stessa, cioè, diciamo, è una cosa che si mangia la coda. Qua potremo andare avanti alle fine. Poi quando vai dal barbiere che c'è lo specchio e ti vedi davanti, dietro, e vai avanti così, diciamo all'infinito. Come in effetti si è compreso, la pronuncia è Beppe Malizia e ritagli. Bisogna con colpo di tosse. Con colpo di tosse, perché di acustico non c'è rimasto più. Beh no, c'è la batteria che è acustica. C'è la batteria che è acustica e anche ben risonante, ben risonante. Allora, quest'estate ci saranno, diciamo, possibilità di incontrare Beppe Malizia di tagli acustici in giro. Ho visto che siete abbastanza, diciamo, in sbattimento anche per quanto riguarda eventi e cose del genere, no? Per fortuna, ma purtroppo sì. Dico Sì. per fortuna perché ben vengano le date sempre e comunque. Purtroppo perché stiamo cercando di registrare il disco e puntualmente salta fuori qualcosa. È chiaro, uno e entra quindi in per forza di cose siamo costretti a dedicare tempo al live e sottrarlo dallo studio. dallo Quindi studio. Però diciamo è prevista un'uscita per quest'autunno, avete una... in testa c'è ancora ottobre come data Ottobre. di pubblicazione. Poi magari si slitta fino a Natale, però chi lo sa.
troveremo il regalo sotto l'albero. Vabbè, noi comunque siamo qua, diciamo, pronti a raccogliere e magari a sentire anche qualcosa di quello che state elaborando. Chi lo sa, qual è il prossimo pezzo? Un vecchio cavallo di battaglia, una nuova? È sempre un vecchio pezzo, di cui tra l'altro si può vedere un videoclip su YouTube, si intitola Fuori di te. E niente, abbiamo deciso di rifare anche questa proprio per trovare il nuovo approccio migliore a questo power trio, ecco. Quindi abbiamo sperimentato tutto, dal pezzo più assurdo a quello più leggero che mai si poteva pensare potesse venire fuori così. Questo potrebbe essere quasi Fuori di te 3, o meglio Fuori di 3. Però Fuori adesso di non 3, ci perdiamo, punto zero. Se no Andrea comincia e si prende bene. Va bene, Fuori di te, Beppe Malizia e i ritagli acustici. Abituato alla strada in salita, qui tra colli e valli sembra mai finire. E il treno che passa una volta nella vita mi ha lasciato binari da seguire. Siamo tutti un passo avanti davanti a un precipizio, dovrei stare a gioco, giocare. Sento già il fischio d'inizio e mi gioco la partita con la vita allo stadio terminale. Tu credi che sia divertente, ma guardi e non ridi perché non puoi far finta di niente, se niente fa finta di te. Tu credi che sia divertente, ma guardi e non ridi perché non puoi far finta di niente, se niente fa finta di te. E ancora oggi, per un pensiero diverso, temiamo il rogo e temiamo tutto. Sentiamo già il fuoco acceso, le fiamme sotto i piedi e non le spegni con lo sputo. Qui il futuro è già passato e non ha mai dato risposta alcuna ai miei quando, ai miei dove sto andando. Mi tuffo nel passato, ma nel presente sto affogando. Tu credi che sia divertente, ma guardi e non ridi perché non puoi far finta di niente, se niente fa finta di te. Tu credi che sia divertente, ma guardi e non ridi perché non puoi far finta di niente, se niente fa finta di te. E quante anime dal corpo escono come se rispondessero a richiami. E lascia perdere il telefono, per me i contatti sono mani nelle mani. E si resta lontani anche di persone, resta il corpo terreno anche se l'anima vola insieme. Resta una bella parola anche a lasciarla da sola. Sia divertente, ma guardi e non ridi perché non puoi far finta di niente, se niente fa finta di te. Tu credi che sia divertente, ma guardi e non ridi perché non puoi far finta di niente, se niente fa finta di te. Beppe Malizia Grazie. e i ritagli acustici in questa versione Power Trio che state in questo sperimentando dal vivo, però contemporaneamente state anche elaborando il nuovo lavoro. Mi viene da chiedere, c'è un posto, avete uno studio oppure una sala prove o la casa di qualcuno che è diventata il covo dei ritagli acustici di Beppe? Tutte e due le cose. In Tutte realtà e abbiamo due le lo cose. studio che è il Bunker Café,
di Cassine, in provincia di Alessandria. Oh, facciamo un po' di pubblicità. Quindi. Sì, anche perché si è rigenerato 3 volte questo studio, quindi merita quantomeno un po' di credibilità, visto che 25 anni che c'è questo studio, il Bunker Caffè. Certo. E questo è il 3.0. Mi ha seguito. Quindi siete al 3.0. Nei cambi di domicilio. Buona, è lo una bella studio storia. che si sposta con noi. Bene. Con lui più che altro. E invece il covo / saletta / stanza di intrattenimento e la tavernetta. La tavernetta, avete quindi a disposizione quel meraviglioso locale che è la tavernetta. Esatto, proprio quello. Fresco d'estate e caldo d'inverno si spera, o al contrario. Non è dipende. proprio così, però ce lo facciamo andare bene perché ci piace un sacco. Bello piccolo raccolto, c'è tutto quello che serve. Certo. Ed è lì che vi sentite a casa. Assolutamente sì. Allora, soprattutto io, visto che ce l'ho sotto. Tu proprio sei a casa, quindi almeno non hai vicini che vengono a bussare, sarebbe impossibile. Questo è un altro discorso. Lo so, potremmo fare un libro sulla questione musicisti Esatto. e vicinato, ma sarebbe una libro, serie, abbastanza dialettico. Senti, allora invece il prossimo brano è un inedito. Io stasera non ne azzecco una, però è un inedito, no? No. È inedito per come viene fatto. In realtà Sì. questa è davvero una cover. È davvero una cover. Sì, è una parola che non usiamo mai perché noi non facciamo le cover. Noi prendiamo i pezzi, li distruggiamo E li fate dalle vostri. ceneri tiriamo fuori qualcosa. Però invece in questo caso vi sentite di dire che è una cover perché Perché vorrebbe esserlo, soprattutto se uno riconosce le parole. È un peccato poi dover dire è un plagio, hanno rubato. No, è chiaro, una cover. l'hanno dichiarato. Fatta male, ma è una cover. Indoviniamo di che brano si tratta. Stasera abbiamo deciso per questa perché il cantautore è a metà strada fra Torino e Alessandria. Quindi quindi- è Primo un indizio. cantautore il astigiano. quiz è ancora più variegato. Suona anche la campanella, ragazzi. Allora vediamo di che brano è. Parte il concorso. Beppe Marizzi e Ritagli Acustici qui al Salotto. Ah, addirittura. Grazie! È fantastico quello. È bellissimo. Via, 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 vieni via con me. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, 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 vieni via da qui. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chip, 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 dopo dati tori poci, poci, pop. Chip, 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 dopo dati tori poci, poci, pop. Via, 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 vieni via con me. Via da questo tempo grigio, non perderti per niente al mondo. Via, 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 non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful,
She pop. Via con me come l'ombra che mi porto dietro, pesante come un macigno sopra discorsi di vetro. Giro sul filo del discorso con le forbici, quindi taglio corto, non mi servono dei complici. Via, 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 vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, 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 non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chip, 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 chip. Beppe Malizia con questa versione diciamo veramente particolare del brano di Paolo Conte, Via con me, ha riscosso un successo incredibile. Qui c'è stato un boato Meno male, perché hai capito cosa intendevo adesso. Capito, è stato un boato, ha riscosso un successo inatteso, direi anche proprio perché un boato così non si era mai sentito. Allora con che brano diciamo salutate questo vostro pubblico così infervorato qui al Lab questa sera? Un'altra diciamo brano da veramente... indovinare o invece? Veramente anche il prossimo brano è una cover. Niente, una cover che vorremmo dedicare a un cantautore torinese che ha un nome abbastanza originale ma un cognome ancora più assurdo. La Rivoluzione. Ragazzi, adesso mi fate diventare rosso qua. Gino La Rivoluzione o Beppe La Rivoluzione. Il nome non me lo ricordo, ma il cognome è La Rivoluzione. La Rivoluzione. Mi sa che lo conosco, allora questo qua sono curioso di ascoltare che versione verrà fuori. Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente. E poiché la disgrazia colpisce i miseri ma con incredibile fantasia nelle forme, difatti c'era quello che aveva perso la casa insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era chi aveva perso la memoria ma non si ricordava più che cos'è che si... C'era chi aveva perso la ragione, insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E c'era chi aveva perso tempo e mo non c'aveva più tanto tempo da perdere. Difatti fu lui che disse: attenzione, fra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Wiha! Rivoluzione! Wiha! Rivoluzione! Wiha! Rivoluzione!
Nel mentre che si aggiravano come si aggira quel famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo. Loro se ne stavano indietro magari di un passo, magari di un metro, perché a loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con la vita negli occhi e la morte nel cuore videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nulla tenenti. Persino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada c'era solo qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari stentati capiscono bene come che va la situazione e si dicono sottovoce con un po' d'emozione: -5, 4, 3, 2, 1. Fra 5 minuti comincia la rivoluzione. 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 Wiha! Rivoluzione. Wiha! Rivoluzione. Wiha! Rivoluzione. Fra 5 minuti comincia la rivoluzione. Wiha! Rivoluzione. Wiha! Rivoluzione. Wiha! Rivoluzione. Fra 5 minuti come fra, 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 5 minuti comincia la rivoluzione. Beppe Malizia e ritagli acustici, vi siete guadagnati, come dire, l'attenzione del nostro talent scout Andrea Margiotta, quindi direi che è andata benissimo anche questa. Io vi ringrazio sentitamente di essere intervenuti, ringrazio anche chiaramente le altre band che sono venute questa sera, le Soundscape 2.0, Dodo e Charlie, ringraziamo la parte tecnica Sergio Olivato per quanto riguarda l'ufficio stampa, Danilo Samà e Daniela Trebbi di Corto Corto, ringraziamo chiaramente il Lab e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Adesso siamo pronti per la sigla. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto.